Buongiorno da Cacappellino, frazione di Portoviro, siamo col presidente della Proloco Portoviro, anzi Proloco di Contarina, Claudio Mancina, e il vice Paolo Bologna. Che festa è questa, Claudio? È la festa del patrono. No, la festa del patrono di Cacappellino, però questa qua è la sede della Proloco di Contarina. La sede della Proloco di Contarina, che in qualche modo abbiamo ristrutturato ed iniziato esattamente 2 anni fa il progetto Borgo Proloco. Quest'anno assieme al mio presidente abbiamo voluto implementare la festa patronale di Santa Maria Nascente. All'interno di uno dei locali ci sarà un'esposizione, una mostra dell'artigianato locale nella veste dell'artista maestro, il signor Otello d'Imperio, che aveva la passione per lavorare i ferri, il rame, l'ottone, i metalli base. Poi dopo c'è un assaggio del Museo del Cinematografo, un'idea di Claudio Mancin, che è qua a Portoviro, alla località Cacappellino, nascerà il primo museo del cinematografo, che va a rispecchiare le caratteristiche come venivano proiettate nel Basso Polese, nelle terre polesane, e i momenti ricreativi nei centri sociali parrocchiali. A seguire c'è una mostra fotografica di vari artisti locali, amatoriali, fotografi, che ripercorrono il presepio vivente che abbiamo fatto l'anno scorso. Poi c'è la pesca di beneficenza, frutto della generosità di tanti privati e tante realtà commerciali. Ecco, abbiamo parlato di questo museo della cinematografia, e naturalmente è ispirato dalla raccolta di Luigi Bernusso. Tutta la famiglia di Luigi Bernusso ha fatto una donazione all'associazione Proloco di tutte quante le ricchezze sia culturali, perché parliamo di pellicole girate in località Contarina Donada degli anni 50, e tutte quante le attrezzature usate, macchine cinematografiche e macchine di proiezione, che in questo momento sono ancora presso l'abitazione principale, ma che nei prossimi giorni cominceremo a trasportarle e portarle presso la sede della Proloco. È una sede che è stata donata dalla Curia, o sbaglio? La sede rimane in proprietà della Curia, noi abbiamo fatto un contratto d'affitto e l'abbiamo in gestione di comodato d'uso. E in ogni caso, come dico sempre, lunga vita le Proloco. Sempre. Sempre.